Mi dispiace, non posso parlare, ma non perché non voglio o per cosa, ma ripeto, la sua domanda dispiace moltissimo. Spero lei stia bene perché sicuramente mi odia perché lei pensa che possa essere stato io, quindi io le auguro che stia bene, basta. Lei è innocente. Penso che sia non logico, ma una cosa del genere. Era a casa giovedì sera. Sì, sì, era a casa. Continua a professarsi innocente Stefano Pellegrini, ma in queste ore si aggiunge anche l'accusa di stalking. Il 58enne di Solesino è indagato per lesioni personali, sospettato numero uno di aver lanciato dell'acido contro la sua ex moglie. Per lui l'accusa di tentato sfregio contemplato nel codice rosso che tutela le vittime di violenza di genere. I carabinieri però, dopo aver ascoltato i racconti della donna ferita, hanno aggiunto anche il reato di atti persecutori. Controllati i numerosi messaggi ritrovati nel cellulare dell'uomo indirizzati all'ex moglie con toni duri e provocatori. Pellegrini ammette che in passato c'erano state delle conflittualità, ma mai lo stalking. Respinge le accuse di aver seguito la donna. I carabinieri stanno anche indagando sul grave episodio avvenuto la notte tra il 21 e il 22 gennaio, quando l'auto della 52enne è stata bruciata nel parcheggio di casa. La donna, ascoltata a lungo dai carabinieri, dice di aver riconosciuto il suo aggressore, che era tutto vestito di nero e col volto coperto, ma lei lo ha riconosciuto dalla camminata. E poi ci sono le accuse pesanti di uno dei figli della coppia, che ha chiamato il papà puntando il dito contro di lui subito dopo l'aggressione. Vuole dire qualcosa a suo figlio anche? Eh, che stia tranquillo. Ha fiducia nella giustizia, le chiedo solo questo. Spero di sì. Spero di sì. Stefano Pellegrini continua a ripetere che la sera dell'aggressione all'ex moglie, avvenuta giovedì 16 febbraio a Sant'Elena sotto casa di lei, era nella sua abitazione di Solesino, insieme all'anziana madre a guardare la televisione. Il suo alibi è stato confermato dall'87enne. Intanto si attendono i risultati delle analisi del RIS di Parma sui tamponi effettuati per individuare la sostanza corrosiva usata per l'aggressione.